Ieri Consiglio Comunale a Favara è stato dichiarato il dissesto, lei ha fatto un appello a tutti i consiglieri, l'opposizione comunque si è dimostrata contraria, un astenuto dell'opposizione ma anche il Presidente del Consiglio si è astenuto. Sì, io ho voluto fare un intervento prima dell'inizio del Consiglio Comunale proprio per dire a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, di votare con coscienza e con forte senso di responsabilità, perché da oggi cambia il destino del nostro comune. Avevamo diverse possibilità di scelta, o continuare a mentire, così come è stato fatto nel passato, o dire la verità. Noi ci siamo assunti la responsabilità di essere chiari e trasparenti con i nostri cittadini, lo abbiamo fatto fin dall'inizio e lo faremo fino alla fine del nostro mandato. Non avevo di certo dubbi sulla mia maggioranza. Sulla minoranza, nonostante loro abbiano cercato di sollevare delle critiche futili e addirittura prive di contenuti. Si riferisce alla manifestazione che hanno fatto prima del Consiglio Comunale con gli striscioni? Assolutamente sì. Loro giocavano all'interno del Consiglio Comunale con questi manifesti e pensavano più a fare dei selfie piuttosto che a argomentare un problema quale il dissesto del nostro comune. Io ribadisco sempre che la dichiarazione del dissesto era un atto dovuto, perché noi siamo stati chiamati ad accertare ciò che di fatto l'ente è in questo momento, quindi un comune completamente distrutto. Lo dicono anche i dati e i costi della politica. Abbiamo fatto un riferimento sulla differenza dei costi tra il nostro Consiglio Comunale e il precedente Consiglio Comunale, i dati sono allarmanti. Nonostante il mio appello la minoranza ha voluto votare no, uno si è astenuto e si è allontanato dall'aula. Io non voglio entrare nel merito, poi dovranno con motivazioni argomentare il tutto dinanzi alla Corte dei Conti, perché anche per il no è necessario darne una motivazione e assumersi le responsabilità di ciò che viene dichiarato. Noi abbiamo voluto essere chiari e trasparenti con i nostri cittadini. Abbiamo spiegato tutte le argomentazioni, infatti abbiamo avuto anche l'opinione pubblica a nostro favore, perché il cittadino ormai è stanco di essere tassato e massacrato. Abbiamo spiegato le ragioni, abbiamo spiegato che ormai siamo già al massimo della tassazione da più di 3 anni, quindi nulla cambia per il cittadino.